Il suono delle campane e la recita del rosario dal Duomo di Treviso a quello di Castelfranco alle tante parrocchie della diocesi che hanno voluto unirsi per lanciare un messaggio forte e rompere il silenzio su quanto sta accadendo a Gaza. Non c'è più nessuno che riesca a capacitarsi di quello che sta succedendo e siamo tutti presi dal dolore, alle volte anche dall'angoscia e dall'impotenza e continuiamo a non essere tra i potenti della terra. Però l'invito che è stato fatto da alcuni uffici e anche accolto, come vedo bene così dalla cattedrale, è un segno almeno che ci siamo e che quello che possiamo fare lo facciamo adesso qui noi nella preghiera, lo facciamo con l'impegno politico, con la testimonianza, con la voglia di costruire realtà di pace. Siamo qui appunto per cercare a nostro modo di fare rumore come siamo stati invitati. È una modalità mai contro nessuno ma sempre per, ecco, e per davvero la fine di questa strage che si sta svolgendo sotto i nostri occhi e che davvero richiede tanta preghiera e anche azione certamente, e questo insomma nelle sedi adatte. In Piazza Duomo anche il sindaco di Treviso. Anche partecipare a questi momenti di preghiera significa portare un piccolo tassellino verso il ponte della pace. Non è semplice, è uno scenario particolarmente complicato, però è nostro dovere crederci e quindi ringrazio tutti quei cittadini che hanno dedicato la loro domenica sera semplicemente per stringersi attorno alla preghiera. Ed in tanti hanno voluto partecipare recitando la preghiera più popolare attualizzata alla situazione che stiamo vivendo, con spunti dalle dichiarazioni di Papa Leone, del patriarca Pizzaballa, del cardinale Zuppi, del rabbino di Bologna da Paz. Non servirà, ma almeno chi può fa qualcosa, perché sennò sono sempre parole, parole, parole. Noi confidiamo in un altro aiuto, perciò ci sono, volevo esserci. Credo che dobbiamo essere testimoni anche noi e vicino a queste persone, quindi abbiamo sentito questa voglia proprio di essere accanto a loro. Che l'appello del Papa, che l'ha fatto proprio oggi, e la preghiera è l'unica cosa che possiamo fare e dobbiamo fare.